Zio Peppe, l'ultima volta che vi abbiamo intervistato, stavate tutto malato, sembrava che stavate quasi morendo. Mo' vi vediamo che state meglio. Come mai? E che l'hanno scelto in medicina dopo. Hanno scelto in medicina, stanno in medicina che hanno fatto lavare i relori. Uno si chiama Lavolin, Laulin, Avolinda, Avolin. sono certi bustini, che voi i malati dall'acqua vi bevete, però dopo mangiate perché sennò fanno male allo stomaco. E con l'Aulin state guarendo? Lavolina fa passare il dolore e quando l'uomo non sente il dolore si sente più meglio. Voi avete preso un Aulin adesso? Ma ci pigliata ieri sera. E state ancora bene? Sì. Uno sì e uno no. E questo vi ha... Sì, sì, che avrà la sostanza proprio. E che altro fate per campare così bene alla vostra età? Pensa A cosa pensate? a quando eri giovane. E quali sono i vostri ricordi più belli? Non mi ricordo quando eri giovane, tutto quello che facevo quando eri giovane e mi sento giovane per un po'. Pure quando stavate in galera? Tutte cose, mi ricordo tutto, io non mi ho già ascoltato niente. Siete contento di come state adesso? Sì, perché io ho già stato un po' malamente l'anno passato, dice, un po' mi ha già ripigliato buono, che io veramente pensavo che ero morto. Mentre ora mi sono ripigliato un'altra volta, mi sento come se tenesse, oggi come se tenesse 90 anni, no? Mi sento buono, Quanto mi sento pensate, un guaglione. quanto pensate che potrà andare ancora avanti così? Non so, poi c'è sta chi sto comando, ma come si chiama? Berlusconi? Ha detto che mi cambia 120 anni. E chi è da 120 anni? Su 10, ma quello non mi ha visto a 120 anni. Voi volete campare di più 120 anni? Quello che ha voluto dire, nessuno mi ha dato. Però se voi dite 120 anni, mo Berlusconi ce lo dobbiamo supportare per altri 45 anni. Ma no, perché non può morire a crisi. Scusate, può morire sempre a crisi.